Oh, ciao, allora? Com'è? Come? Com'è? Com'è così? È così, è così, è così. Cosa ne so com'è? Perché? No, niente, così com'è. È così com'è, così Non com'è. ne so com'è. Ma è com'è così? Allora, hai già mangiato? Sì, No. Davvero? sì, oggi ho fatto presto. Meno male. Sì? Noi ora ci mettiamo ora. Sì? Noi mangiamo tardi, lo sai. Sì, lo so, tardi, insomma, normale. No, anch'io, oggi ho fatto prima. Che mi racconti? Sono qua, sono un po' incavolata. E perché? Perché sai, ogni tanto come ti succede a te mi succede a me, no? Certo. Di essere incavolati. E cosa è successo? Niente. No, dimmi. Pettinate. Sì, ma a volte, sono quelle che ti rovinano la giornata. Sì, appunto, hai capito, ma poi dopo mi passa, faccio presto. Ah sì, lo so, così magari prendi, poi mi passa. Sì. Anch'io sono un po' così. Allora? No, di cosa mi racconti? Vuoi sapere Hai già qualcosa? mangiato? Ci hai mangiato, Avrei qualcosa da dirti, ma di persona. Dimmelo. Di persona? Ah, di persona? Che cosa? Te lo immagini? Ma non cambiare voce, dai. No, io sono un po' nervoso, no? Mi sto mordendo un dito. No, sto parlando per sfogarmi un attimo, perché anch'io sono un po' incazzato, va? Oh, che parole. Incavolato, va bene? Ma da te me la sei mai aspettata una parola così, Ma guarda, quando non è così, scappano, Vabbè, poi ho detto una parola che si può dire, incazzato, insomma, via. Lo dicono anche in televisione, via. No, davvero, quando posso dirtela di persona questa cosa? Cosa? Ho detto, bisogna di vederti di persona. Di persona? Sì. Per fare cosa? Per dirti Perché mi devi parlare? Sì. Cosa mi devi dire? Cose grosse. Ah, sì? Sì. C'è una cosa grossa. Che cosa? Scusa, me lo vuoi far dire? Vuoi che te lo dica? Sì. Quella cosa grossa? Poi dici che dico le parolacce? No, dai, su. Ma scusa, non ti sarai mica sbagliato il numero per caso? No. Perché guarda, è proprio una persona che non ti riconosco a parlare. Scusa, chi sono io allora secondo te? No, non lo so. Dimmi il nome. No, io di nomi non ne dico perché non conosco nessuno. Tu chi sei? No, chi lo sa? Sei la moglie di Gaetano? No. No. E Gaetano chi è? Boh. Lo conosci Gaetano? No. E io chi sono? Boh. Boh. Lo deve dire la persona chi è, mica lo devo dire io. Senti una cosa, tagliamo corto discorso, cioè io devo dirti qualcosa di persona. Sì, ma dimmi chi sei però. Ma tu non mi avevi conosciuto No. all'inizio? Hai detto hai già mangiato, quindi hai No, pensato io ti ho già mangiato perché è l'ora di pranzo. Però non so neanche chi sei. Non ti riferivi a nessuno in particolare? No. Ah no? Dimmi chi sei. È strano perché sembrava tu Io non ti conoscessi molto. non ti ho riconosciuto per Bene. niente. Non mi hai riconosciuto per niente? Ma L'accento proprio particolare. io parlo così. Toscano. Toscano perché tu non sei toscana? Sì, ma scusa. toscano dalle parti là. Sì, dalle parti qua. Già. Là, infatti, ma io vengo qua e là. Io mi muovo molto. E su e vengo giù. anche. Sì, brava. Molto su e giù. Vai, dimmi, Sì. dai, chi sei? Allora, hai capito quello Se no che voglio butto dire? giù, No, non buttare giù, io non ti voglio mica No, però voglio sapere chi disturbare. sei. Ecco, vuoi che ti dica come mi chiamo? Forse non mi conosci, ma io ti conosco. Ma dimmi. Il mio nome non ridere però, perché è un nome. A volte ridono quando dico il mio nome. Dai, dimmi che non c'ho tanto tempo. Mi dai. chiamo Ugo. Ugo? Ugo, sì. E secondo te, se ti chiami Ugo, chi è che ti ha dato il mio numero? Me lo sono procurato. Perché. Sai perché? Te lo devo dire proprio? Sì. Io mi sono innamorato di te. Scusa, io non ti conosco. Ma lo so che non mi conosci, per questo io sono molto timido e allora avevo paura di, capisci? Di così fermandoti. Cioè, non so, però dove mi hai incontrato, dove mi hai visto, no? Ti ho vista. Ma dimmi dove? In più parti, ti ho seguita anche, ti ho vista molto bene, sei una donna splendida. Ma guarda, io rimango stupita perché proprio io non so neanche chi sei. Lo so che non sai chi Se sono. poi non fosse uno scherzo, cioè nel modo che parli. No. Cioè, ma di dove sei però? Io sono fiorentino.
Fiorentino. Dalla mia voce ti sembra uno scherzo, scusa? No, cioè mi sembra uno scherzo, perché tante volte ci sono anche degli amici che telefonano, però cambiano voce, capito? Ecco, ora io sinceramente all'inizio, cioè mi sembrava una persona che conoscevo, Ecco. cioè nel senso dalle parti qua di noi, Sì, a Carrara. ma sai perché? Perché io vi stavo mordendo veramente un dito, il dito indice, perché dall'emozione di parlare con te. Ma ora a parte tutto, ascolta. ti Allora voglio dire forse era una cosa. voce che sembrava così. No, poi la moglie di Gaetano, ecco, cioè non te hai cercato un numero di telefono. No, mi hanno indicato come... Ma tu non sei sposata con Gaetano? No, io Allora mi no. hanno informato male. Ma io non sono sposata con Gaetano e mia sorella. Oddio, ecco È che... mia sorella, no, no, io no. sono una persona libera, Ah, capito? che bello, guarda, mi hanno informato, o forse ho fatto confusione io. Ma sei tu, no, sei tu No, veramente. ma dimmi chi sono io, come mi chiamo, cosa ti hanno detto? No, a questo punto non ti dico più niente perché mi hanno forse informato male. Mi hanno dato questo numero, una tua cara amica. La mia cara amica. Una tua cara amica, una persona insomma che ti conosce, una persona di Non sesso so. femminile, però mi ha chiesto di non dirti Non puoi neanche niente. dire il nome? Me l'ha chiesto proprio, dice io ti do il numero però non lo dire assolutamente. Ora No, io ma dimmi chi è che normalmente non tradisco Ma la le mia cara persone. amica chi è? Non te lo voglio dire. Io ho fatto tanto, poi magari se ci vediamo di persona ti potrò dire tante più cose, Certo. ma ora sinceramente tu sei lì, guarda, mi hai levato un peso dal cuore. Invece scusa, te come sei, non per sapere? Io sono divorziato, sono libero, Ah, ero sposato. eri. Figli? Figli purtroppo No? niente, ma non per colpa mia. Ah. No, non per colpa mia perché, beh, insomma, era lei, ma non è per quello, insomma, diciamo che ho divorziato, ma per altri motivi. A questo punto io sono libero, io temevo veramente, forse ho capito male io, era tua sorella, moglie di Gaetano. Sì, ecco, no, cioè lei è sposata, hai capito, Sì, con, sì, con questo nome di mio cognato, sì, praticamente. sì, certo. E tu sei libera allora? No, io sono libera, ma è stata sposata e cioè, sinceramente non è che sia tanto rammaricata, hai capito? Sei contenta? Perché ognuno è la scelta della vita che uno fa. Sì, Capito? sì, non sì. è che poi ci sia mancato delle persone da poterti insomma sistemare, farti una famiglia come Ma te. poi una donna come te avrai avuto gli uomini come così, me. Ma cavolo, come me. Quanto come ce n'è come me? Quante ce n'è? Io non lo so, ma mi sembri unica al mondo. Ma- Da quando ti ho vista la prima volta. Ma dimmi dove? E dove? Ti ho vista in un negozio una volta e O in poi un locale? anche in un Ma locale. non lo so, ma... Certo che sei stato in un locale, ci siamo visti. Cioè, io non so, tu mi No, avrai io anche non ti ho visto, visto. forse avrai posato il tuo sguardo su di me, ma io mi sono sempre ritratto, diciamo nell'ombra. Proprio per questa mia... Va bene, dai. Io tra l'altro non ho problemi, capito, per quanto riguarda i soldi, non è quello il mio problema, è che sono un po' timido. Certo. E dopo l'esperienza poi negativa avuta in precedenza, ti dico la verità, insomma, mia moglie mi faceva le corna, ecco, tutto. Ecco, vabbè, ma quello è l'oro del giorno, no? All'ordine del giorno Purtroppo, chi non ne ha non è ricco, c'è un detto qua da noi, chi non ne ha non è chi ricco. non ne ha non è ricco, ma io sì. allora sono ricchissimo. Non lo so. In questo caso, a parte che sto bene anche di soldi, ma volevo evitare quella cosa là. Insomma, comunque io sono sempre stato fedele, ecco, questo mi ha dato Certo, noia. sì, Se ma fossi vedi- stato anch'io, sarebbe stato diverso, Le persone capisci? fedeli è così, hai capito? Comunque io ti vorrei incontrare se è possibile. Vabbè, dimmi dove, non so. Dimmelo tu, guarda. Io? Dimmelo tu dove ti fa comodo e quando ti fa comodo. Tanto io, guarda, in questo momento sono abbastanza libero. Cioè io ho un lavoro molto libero, lavoro per conto mio, mi sposto spesso a causa del mio lavoro, quindi posso andare e venire come voglio. Io abito Ho a Firenze. capito. È una- Qua a Carrara non sei mai venuto da queste parti? Certo che sono venuto. Ah. Se no come ti vedevo? Non capito. Certo, ho degli affari anche lì, certamente. Comunque, Ma come lavoro cos'è che fai? beh, guarda, io ho una rappresentanza esclusiva di articoli molto particolari. Articoli molto particolari che non ti voglio dire perché sennò poi non mi me dici lo no, dire. sono articoli diciamo un po' personali, un po' riservati, ecco. Ho capito. Cosa alla luce del giorno, senza non è che sia qualcosa Che di ci sia strano. qualcosa di mezzo. No. Non capito. Vabbè, se vuoi te lo dico, io rappresento articoli di porno shop. Di? Porno shop. Ah, ho capito. Però io non me ne servo, sai.
assolutamente. No. Io ho questo deposito, questa rappresentanza e giro un po' tutti i porno shop della Toscana, che non sono tantissimi, per cui io... Insomma, come lavoro poi è un buon lavoro, anzi c'è molta richiesta di queste protesi. Richiesta, ma non credo, perché oggi come oggi... ma è proprio oggi come oggi che c'è richiesta della protesi o del coadiuvante o di tante bambole gonfiabili, sapessi, insomma. Ma sentite che affare. Io non ho mai approvato queste cose, del resto sono capitato in questo lavoro, mi rende molto bene, che devo fare, insomma. Ce n'è di persone che fanno acquisti, moltissime. Tu sapessi poi, per esempio, la varietà di profilattici che esiste, una varietà incredibile. Una roba da parte. E li vanno a cercare proprio ogni volta diversi, insomma. Ti potrei raccontare dei fatti incredibili. No, io non li vedo direttamente al pubblico, ma so come vanno queste cose. Io rifornisco i porno shop, ce n'è uno proprio lì, non so se lo sapevi, vicino alla stazione. E insomma, vabbè, a parte questo, io che ti devo dire? Ti vorrei incontrare, è possibile? Incontrare pieno giorno, Io... Come? In pieno giorno? Certo, voglio vedere la persona. Però. Ma certo, anche in un posto affollato, non ti devi preoccupare. No, io non mi preoccupo, però sai, oggi... Tu sei una donna, non sei più una ragazzina, insomma. Sì, vabbè, fidarsi bene non fidarsi bene. E nemmeno io sono più un ragazzino, per cui... Quanti anni c'hai? Tu quanti anni hai? No, dimmelo tu. No, dimmelo tu. No, io ne ho 50. Ne hai 50? Guarda, io ne ho 3 di meno. Ah sì? Sì. Giovane? Giovane. Beh, quando siamo oltre i 45, da 45 a 55 si può dire che siamo tutti coetanei, no? Più o meno. Ho capito. Sono un uomo molto valido ancora. E... Comunque io non so cosa dirti, rimango stupita anche per il fatto del numero del telefono. Che... Non ti preoccupare, poi ti potrò spiegare tutto. Sì, per carità, ci mancherebbe. Va bene. Va bene? Allora, via, ci lasciamo? Ci lasciamo? Certo. Ci lasciamo? No, ci lasciamo perché devo fare delle cose. Tu devi dirmi dove ci possiamo incontrare. Non lo so io quando. Che domani cos'è, mercoledì? Sì, domani è mercoledì. Non so, domani mercoledì, non so. Io non ti conosco neppure. Vabbè, poi io mi ma ti conosco io. Persone, ma ti conosco io. Dimmi un posto, su. Come? Un locale dove vuoi, un posto. No, locale niente. Fuori, so, potrebbe dire... di fronte a qualcosa. Non so, si potrebbe dire... Non so, Marina di Carrara. Ah sì, buono. Dove? Marina di Carrara dove? Non lo so neppure dove. Non so dove c'è la chiesa, non so se è pratico. La chiesa... La chiesa qua al centro a Marina di Carrara. Ah sì, va bene. È proprio in quella piazza che tramite c'è anche il parcheggio. Ah, sì, dove c'è il parcheggio? Sì, la piazza dove c'è la chiesa e il parcheggio. Perfetto. Io comunque non ti conosco. Mi vedi arrivare, io ho una Volvo, conosci questa macchina? Sì. Una macchina grossa, insomma. Sì. E mi vedi arrivare, ho targato Firenze, insomma, non ce ne saranno poi tantissimi, no? Va bene. Va bene? Sì. Allora, mi dici come ti chiami? Io come mi chiamo? Sì. Io mi chiamo Maria. Maria? Sì. Domani a che ora? Vabbè, non so, alle 4. Alle 4 del pomeriggio? Maria, io va bene? Fino a quel momento non dormirò e non mangerò niente. Va bene, poi ci vediamo, ne parliamo. Sì, senz'altro. A domani. Io devo lasciare perché devono telefonare. Certo, certamente. Maria, a domani. Sarà un incontro, spero, importante. Va bene, d'accordo. Ciao. Arrivederci. Ciao Maria. Maria, t'aspetterò un'ora e poi andrà via perché io non verrò.